Tiene, è stato denunciato da un coetaneo che così si è preso la taglia da 1.000 euro. A 15 anni frequenta una scuola della città e abita in un comune dell'Interland tienese, il giovanissimo writer, autore di numerosi imbrattamenti. Il graffitaro è stato segnalato nome e cognome già nella serata di martedì e nel pomeriggio di mercoledì. Probabilmente avendo capito di essere stato scoperto, il giovane si è presentato con i genitori al comando della polizia locale. Ha ammesso le colpe e la famiglia si è impegnata a ripagare i danni. L'anonimo delatore riceverà invece dai commercianti il premio di 1.000 euro. Schio. Perde 900 euro ma nel giro di poco li ritrova. Il fatto è accaduto nelle scorse ore. Una signora del posto, mentre passeggiava nel centro storico, ha notato sul ciglio del marciapiede un borsello in pelle. L'ha raccolto e aperto, rendendosi conto che all'interno c'era una grossa somma, bene a 900 euro in contanti, ma dentro nessun documento che permettesse di identificare il proprietario. La donna immediatamente l'ha consegnato a un commerciante per farlo recapitare alle forze dell'ordine. Gli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, grazie alla presenza di una carta di credito, sono riusciti a risalire a una cinquantenne residente a Schio a cui è stato ridato il portafoglio. Bassano rubano un paio di scarpe da più di 200 euro ed escono dal negozio nascondendole all'interno di una 24 ore schermata. Due rumeni ventenni senza fissa dimora sono stati fermati e arrestati dai carabinieri. Il furto all'interno di un centro commerciale dell'Interland. Processati con rito direttissimo, l'uomo ha subito una condanna a 8 mesi e la donna a 9 mesi, entrambi con la condizionale, dunque sono tornati presto in libertà. Tiene. I varchi elettronici erano già stati annunciati nei mesi scorsi nell'ambito delle misure per il potenziamento della sicurezza in città. In questi giorni è stato installato il primo varco funzionante, collocato in via sperimentale per 6 mesi in piazzale Matteotti, vicino alla stazione dei treni. Il varco elettronico consiste in un rilevatore di targhe che integra fisicamente la struttura semaforica per leggere le targhe dei veicoli in transito e comunicare tempestivamente alle centrali operative di polizia locale e carabinieri il passaggio di veicoli sospetti o rubati.